Bentrovati telespettatori di 7 Gold, ma soprattutto sportivi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Nuova puntata di penalty e oggi sono doppiamente felice perché tra poco vado a presentare gli ospiti di questa puntata, ma sono appunto doppiamente felice perché accanto a me ho la Coppa Italia nazionale vinta dal Paternò qualche settimana fa. Andiamo a conoscere i nostri ospiti e lo facciamo subito con uno degli artefici di questa bella vittoria della squadra del Paternò. Parliamo di mister Raciti. Ciao Filippo, ben trovato. Complimenti, complimenti. Grazie Accanto a mister Raciti il responsabile dell'area tecnica, ovvero il nostro amico Merola. Come stai? Tutto a posto? Bene, bene, grazie. Sei contento? Sì, sì. Sei soddisfatto? È stata un'emozione unica, quindi per noi è stata una grandissima soddisfazione. Per me che da tanti anni che faccio sacrifici è stata una bella Adesso ci racconterai vittoria. qualche particolare di questa bella trasferta in terra fiorentina. All'interno della nostra trasmissione oggi ospitiamo anche il dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio di Palermo, parliamo di Fabio Capuana, anche lui un amico di penalty. Ciao Fabio, ben trovato. Ettore, buonasera a te e a tutti i tuoi telespettatori. Che bella soddisfazione avere una Coppa Nazionale che rappresenta la Sicilia adesso. Una grandissima soddisfazione, infatti colgo l'occasione per fare i complimenti all'intera città di Paternò e naturalmente alla società e a coloro che sono stati gli attori principali, il direttore in primis, il tecnico con tutta la rosa. Partiamo con questo racconto di questa meravigliosa finale, lo facciamo con mister Raciti. Allora Filippo, siete partiti consci di avere una buona squadra, di giocarvela e ve la siete giocati veramente alla grande? Sì, ovviamente all'inizio dell'anno sapevamo di aver costruito insieme al direttore Merola, insieme al direttore Estianese una buonissima rosa. Ovviamente all'inizio non parti con l'obiettivo di vincere la Coppa, né quella regionale né quella nazionale, è un obiettivo che comunque ti pone strada facendo perché ovviamente sai il campionato è ricco di insidie, poi l'eccellenza nel nostro girone è difficilissima, quindi è vero. Andando diciamo bene in entrambe le competizioni, poi alla fine anche la sconfitta di Enna ci ha magari aperto un po' più la mente di concentrarci se ci fosse stata la possibilità pure sulla Coppa, perché poteva essere comunque una strada che poteva portare ugualmente in Serie D e devo dire che alla fine non abbiamo mollato nemmeno il campionato perché è vero, avete dimostrato di giocare comunque su entrambi i campi. Competizioni, è vero, è vero. È andata così, benissimo. A Firenze avete incontrato questa Solbiatese che vi ha dato un po' filo da torcere soprattutto nella seconda parte dell'incontro, ma i primi 45 minuti credo che insomma meritavate forse qualcosa in più. Sì, anche credo nella prima oretta, no? Nei primi 60 minuti dove sicuramente potevamo fare di più nel senso di chiudere la partita. Ovviamente poi alla fine sai, gli ultimi 20-30 minuti sai cosa può succedere in queste finali, gare uniche, gare secche, loro si buttano tutti quanti in avanti. Chiaro. E poi correre dei rischi come alla fine sono corsi, anche il discorso del calcio di rigore parato da Romano. E lì forse per un attimo hai intuito che poteva essere la giornata giusta? Sì. Quello ti dà un segnale positivo, un segnale forte. Ti dà un segnale forte, però già credo che anche nell'arco della partita avevamo dato dei segnali, ti ripeto, potevamo chiuderla prima, però alla fine è andata così, va bene. Va bene così. Direttore, il fatto che questo gol importante poi alla fine l'abbia realizzato Asero, un paternese doc, credo che sia anche una bella soddisfazione, no? Sì, per lui è stato un'emozione unica, anche l'altro giorno è stato anche premiato nella città di Paternò come il giocatore di Paternò, il simbolo del Paternò che ha segnato il gol vittoria. Sì, per lui è stata un'emozione unica, ma per tutti è stata un'emozione unica perché sono partite che può essere che nella tua carriera sia da dirigente o da allenatore non potrai mai più fare, quindi ce la siamo goduti fino all'ultimo, abbiamo festeggiato fino a mercoledì, giovedì, quindi una bella emozione, Ettore. Fabio, il fatto che effettivamente quest'anno a livello dilettantistico la Sicilia si è comportata molto bene, soprattutto per quanto riguarda le coppe, è la dimostrazione che le società lavorano bene.
per esempio adesso ci sarà questa possibilità di fare l'unplane perché il Trapani giocherà la finalissima di Serie D, però già appunto il Paternò porta a casa addirittura quella nazionale. Io credo che sia una bella soddisfazione. Ma non solo è una grande soddisfazione, e in premessa ho fatto i complimenti a tutto l'ambiente Paternò, sia sportivo che come società, come città. È un segnale importante. Il presidente Morgana è stato da poco a Lanciano, dove ha snocciolato i numeri, e la Sicilia come numeri, come società, come tesserati, ha dimostrato di essere non in grande forma, di più, perché c'è stata una ripartenza post-Covid molto importante, forte, fortissima. Qualcuno pensava che forse anche il cambio, il disegno di legge, la riforma sportiva avrebbe influito negativamente, invece i siciliani hanno dato dimostrazione che l'amore per il calcio e l'amore per lo sport va oltre. Hanno reimpostato anche l'idea di una società calcistica. Assolutamente sì, infatti abbiamo soddisfazioni non solo, ecco, dicevo, solo in termini di numeri, ma in termini di qualità, perché abbiamo avuto dei momenti importanti anche fuori dalla Sicilia, quindi come è stato uno certo, di questi il loro momento. Certo. Però in linea generale abbiamo un momento di grande forma, di grande organizzazione da parte delle società dilettantistiche, e il movimento, se tu ci fai caso, è anche parallelo, perché si muove Siracusa, Catania se la sta giocando, Trapani c'è questo grandissimo movimento, il Palermo sta facendo i playoff e tutto può accadere, quindi c'è un risveglio generale di quello che è il calcio siciliano, per fortuna. Sperando che tutto questo venga abbinato, e qui voglio anche coinvolgere gli altri miei ospiti, sia abbinato anche ad un progetto giovanile, perché poi diventa il fulcro di una crescita. Giustamente in Serie D la prossima stagione ci vorranno gli under, e quindi se gli under non sono pronti si rischia poi di avere delle defianze proprio all'interno della rosa. Filippo. Certo, ovviamente sono importantissimi. Gli under non dico che sono la parte più importante, però in Serie D quest'anno forse saranno uno in meno. Sì. C'erano 3 under se non sbaglio. L'anno scorso 3 anni. Già 4, ovviamente parliamo forse del 40% dei giocatori di movimento, quindi era proprio importantissimo per un allenatore poi andare a scegliere i ruoli, andare a scegliere le coppie, perché se quest'anno uscivo un 2004 deve entrare un 2004 o un 2005. Ed è una situazione che certamente implica poi anche dei movimenti all'interno della squadra. Nell'arco dei 90 minuti veramente, se non si è attenti, non si ha la fortuna di prendere questi under capaci, poi trovi difficoltà. Un disastro è diventa, vero. veramente. Emanuele, lì a Paternò so che si è lavorato bene anche con i giovani, tu che sei anche uno dei responsabili dell'area tecnica. Sì, secondo me avevamo degli under più forti della categoria, perché Panello veniva dal Trapani, avevamo Greco che veniva sia da Siracusa e poi ad Agrigento. Cioè ragazzi già pronti. A Napoli che già aveva fatto l'anno scorso 30 partite a Ragusa, quindi avevamo degli under già pronti, e quando tu trovi under pronti i grandi possono fare solo bene anche a livello anche degli allenamenti, quindi secondo me gli under anche nell'eccellenza, anche se sono 2, sono importantissimi. Tu metti il gol col Teramo, sì. Ha fatto un gran gol a Napoli nel 2004. Quindi per noi gli under quest'anno sono stati veramente importanti. Questa cosa del 2004 che diventa titolare in una squadra di Serie D eccellenza a vincere ci fa piacere, perché evidentemente è quello il percorso da fare. Fabio. Non deve farci soltanto piacere, deve essere l'obiettivo, se no non ha senso, perché mentre alcune società tendono a lamentarsi della regola degli under, io penso che questa regola è stata inserita per cercare di sviluppare al massimo il settore giovanile e dare, diciamo, tra virgolette, un obbligo di schierare i più giovani possibili. E Morgana so che ha sposato in pieno questo assolutamente, progetto. Il presidente è da una vita che lotta, ma questo, vedi, rientra nelle costrizioni, nel senso che è un argomento che mi appassiona particolarmente, perché noi abbiamo introdotto la regola perché ancora non siamo mentalizzati, perché negli altri stati europei non c'è bisogno dell'obbligo dell'under, c'è già la mentalità di lanciare il giovane. A prescindere dalla regola. A prescindere dalla regola, questo dovrebbe essere, certo, avere il coraggio, perché noi abbiamo veramente dei ragazzi molto molto forti e dei settori giovanili importanti. Certo, infatti certo. Chi costruisce una squadra, il direttore qui lo sa, insieme al mister, gli addetti ai lavori sanno che quando si prendono gli under forti si punta all'obiettivo, al colpo grosso. Chiaro, si sa. È vero.
Allora adesso parliamo di questo Trapani, perché questo Trapani che, perdendo purtroppo in casa l'imbattibilità che durava da oltre 400 giorni, ha comunque acquisito il diritto di partecipare alla pool scudetto. Facciamo vedere subito la schermata dei risultati per quanto riguarda la pool scudetto, con la partita appunto persa dal Trapani 3-2, e poi soprattutto sottolineiamo che, seppur perdendo, e siamo contenti, il Trapani la chance della pool scudetto se la continua a giocare. Sì, sì, vabbè, il Trapani è stato costruito sin dall'inizio una squadra per distruggere il campionato. Antonini è stato chiaro dal primo giorno, lo prendevano per presuntuoso, invece alla fine tutti i risultati, Hanno parlato i fatti. tutti i secondi sono stati perfetti. Quindi secondo me loro vogliono fare, dichiarato da lui, che vorrebbe vincere sia la Coppa Italia sia la pool scudetto. E secondo me la squadra ha le possibilità di vincere tutto. Quindi io gli auguro il meglio, perché sono un tifosissimo del mister Torrisi, come ben sai, quindi per me spero che il Trapani vinca sia la Coppa e sia la pool. Voglio ricordare che le altre squadre che passano in semifinale sono il Calcio Caldiero Terme, il Campobasso e appunto la Cavese, oltre al Trapani. Un Trapani che comunque non ha mai mollato un centesimo, nel senso che l'attenzione con la quale hanno sempre affrontato tutte le partite ci fa capire che lì c'è un lavoro mentale, e tu che sei un allenatore probabilmente lo avrai pure notato, che è andato proprio dritto nella mente dei calciatori. Filippo. Questo secondo me è proprio la parte, no, del lavoro di mister Torrisi che risalta un po' di più, no? Gli addetti ai lavori, perché è facile dire il mister, la squadra forte, deve vincere tutte le partite, tutte le domeniche. Ma non è così. Secondo me proprio la parte difficile, dove lui è stato, no, bravo di più, è quella di tenere veramente tutti concentrati ogni domenica su ogni competizione, mercoledì gare di coppa infrasettimanali, quindi avendo una rosa ampia. Chiaro, quindi chiaro. far sentire importanti tutti è difficile, e questo veramente lui è stato bravissimo, proprio bravo, una gestione secondo me dei giocatori incredibile. Con tempi di recupero strettissimi, perché in questi ultimi giorni praticamente giocano quasi ogni 3 giorni, massimo una settimana, quindi non c'è neanche il tempo per recuperare mentalmente le energie disperse dalla partita precedente. Anche se è una rosa comunque ampia, devi essere bravo a far sentire tutti importanti e a far sentire tutti pronti, no? È vero. Quindi è vero. veramente questa è Complimenti. Complimenti davvero. Complimenti. So che domenica sei andata a vedere la partita appunto contro la Cavese. Che partita è stata? Questo Trapani alla fine ha quasi sfiorato il pareggio con il rigore sbagliato, però voglio dire, va bene pure. Si passa il turno. Ho avuto il piacere di essere ospite lì. Noi ci siamo conosciuti, sai che abbiamo un ottimo rapporto con Antonini, Sì. Lo hai conosciuto anche tu, l'hai intervistato personalmente. Ecco, come diceva il direttore, è un uomo molto ambizioso, è una persona che viaggia in grande, lavora 18 ore al giorno se non 20, e quindi ha scelto un ottimo tecnico, perché io ho visto la rifinitura che hanno fatto sabato mattina, ero lì presente, perché ho molti amici nell'ambiente Trapani, e Torrisi veramente è un gran lavoratore, meticoloso, attento nei particolari, quindi il Trapani ha fatto una grande scelta. E poi poteva anche andare a prendere tecnici che venivano già rodati, e dal nord Italia, già rodati, con altri nomi. È stato coraggioso, devo dire, il presidente Antonini, ancora più coraggioso a tenerlo, perché ha fatto un ottimo lavoro, e noi abbiamo tanti tecnici siciliani che sono in gamba. Beh, qui accanto a te c'è Filippo, che è un super vincente, ha vinto praticamente Filippo tutto. Non ha bisogno di presentazioni, parlano i fatti per lui, e infatti lui rappresenta insieme a tanti altri, potrei dire Modica, potrei dire, ci sono tantissimi tecnici che fanno dei percorsi brillanti. Ci ricordiamo di quel ragazzaccio di Italiano, Esattamente. Non penso che sinceramente, a vederli, io l'ho conosciuto anche quando bazzicava tra i nostri campi, non ha Raciti o l'amico Torrisi non ha nulla in meno di Italiano. È vero, Poi è vero. sono le dinamiche, le fortune. I tecnici molte volte siciliani hanno qualità e Assolutamente quantità, sì. perché poi insomma portano a casa anche dei trofei importanti. Assolutamente sì, È questo vero. sì. Guardiamoci gli highlights: la vittoria della Cavese in casa del Trapani 3-2, e poi a seguire anche le interviste post partita. Una partita strana, abbiamo fatto 20 minuti bene, ritmi elevatissimi, abbiamo fatto una buona fase di non possesso, di pressione,
siamo stati pericolosi 2 volte, abbiamo avuto un buon approccio alla gara col gol di Palermo, poi diciamo che ci siamo un po' abbassati e abbiamo concesso un po' di possesso all'avversario, che poi comunque ha trovato il gol nell'unico tiro in porta che ha fatto il primo tempo. Tutto sommato un primo tempo equilibrato, con due squadre che pensavano più, tra virgolette, a studiarsi e a cercare poi il momento giusto per cercare di fare male. Poi il secondo tempo lì è cambiata la partita, perché abbiamo preso un gol dove ci sono 2 errori nostri, allo 0°, al primo minuto, quindi ancora eravamo neanche, onestamente non me ne ero quasi neanche accorto, e poi da lì la partita ha preso una piega diversa. Sono un po' saltati gli schemi, perché abbiamo preso poi anche il 3-1 all'occasione successiva, quindi poi da là siamo entrati un po' in bambola dopo aver preso il 2-1. Però poi la partita ancora una volta il Trapani ha dimostrato carattere, l'aveva ripresa, perché aveva ancora una volta sotto di 2 gol per la prima volta, fra l'altro era la seconda volta, è stata Vibo una volta sotto di 2 gol, avevamo ripresa e avevamo avuto anche la palla di rigore con l'eventuale e possibile 3-3. Diciamo che dopo 49 partite prima o poi dovevamo perdere, meglio ora, perché è una vittoria, una sconfitta che non conta nulla. Raggiungiamo nonostante la sconfitta la semifinale playoff, quindi forse è arrivato il momento giusto prima della finale di Coppa, perché qualora ce ne fosse ancora bisogno riusciamo a trarre spunto da questo per avere il sangue negli occhi già da sabato prossimo. Io penso che è stato un episodio, dopo 40 secondi, non mi ricordo 50, un minuto, abbiamo preso gol, quindi da lì poi è normale che vuoi non vuoi un attimo ti devi risistemare. Quindi io penso che la squadra comunque ancora una volta, nonostante sia andata sotto col doppio vantaggio, ha dimostrato gli attributi e il carattere. Abbiamo avuto la Cavese nella loro area di rigore dopo aver subito il gol del 3-1 per 30 minuti, 35 minuti senza farli uscire, quindi penso che ancora una volta questa squadra ha dimostrato di avere la voglia e di avere soprattutto nelle corde di poter recuperare una partita che poteva essere persa. I 6 mani nel calcio non contano. La Cavese è stata più pratica, ha vinto, ha dimostrato quanto è forte, vanno fatti i complimenti a loro, noi cerchiamo di trarre spunti appunto da questa sconfitta per cercare subito di metterci nuovamente in carreggiata, pensando in primis alla finale di Coppa, e poi abbiamo la possibilità di rincontrare la Cavese nella Pool Scudetto, e quindi mi auguro che abbiamo la possibilità, quando prima è possibile, di riprenderli e di prenderci la nostra rivincita. Quando sono delle sconfitte che arrivano vanno valutate, viene soprattutto esaminato il modo per come sono venute, e quindi io non penso che il Trapani aveva bisogno di perdere perché aveva perso l'umiltà, o perché aveva perso magari brio, o perché era troppo superficiale. Io penso di no. Io penso che nel calcio c'è la sconfitta, noi siamo stati brevissimi per tenerlo lontano da noi per 49 partite, penso che è un record che difficilmente verrà cancellato da parte di qualcuno, quindi abbiamo perso, questa volta gli episodi non ci sono stati a favore, va accettata la sconfitta, ancora una volta siamo fortunati perché facciamo la sconfitta che non conta nulla, che non ci impedisce di andare avanti nel nostro percorso della Pool Scudetto, quindi se dovevamo perdere non c'era occasione migliore di questa, e quindi ce la prendiamo ben volentieri. Non c'è nulla da rimproverare alla squadra, nulla, anzi bisogna ringraziarla, la gente ci ha applaudito, la curva ci ha applaudito a fine partita, dimostrando attaccamento e soddisfazione per quello che la squadra sotto l'aspetto comportamentale ha lottato, non ha mollato, una partita che poteva andare persa in un modo tragico. La squadra ha dimostrato ancora una volta che ha gli attributi, che ha carattere, che ha atteggiamento. Abbiamo provato a riprenderla, abbiamo il calcio di rigore di Andrea, che comunque va sottolineato che i rigori chi li calcia li sbaglia, l'importante non ha sbagliato quello a Vibo, così ricordiamo che quello che ci ha fatto vincere il campionato, che era molto il più complicato e più difficile di questo. Abbiamo avuto la possibilità, dopo i rigori, con qualche altra situazione, di portare la partita sul 3-3,
L'unico rammarico, sai qual è? Che secondo me, per come era la partita, se avessimo fatto il gol di rigore avremmo anche vinto la partita, ne ero certo. Però ripeto, queste sono considerazioni, i fatti dicono altro, i numeri dicono altro, i numeri dicono che ha vinto la Cavese, che ha fatto una buona partita, che continua la sua imbattibilità con il nuovo tecnico che è arrivato naturalmente nell'ultimo scorcio di campionato, perché mi ha detto che la Cavese con Cinelli era già prima 9 punti avanti, e quindi va detto anche che con il nuovo tecnico nell'ultimo periodo questa è una squadra che non aveva perso fuori casa, ha riadottato un modulo che aveva adottato per 4 partite consecutive dopo che aver vinto il campionato, questo 4-3-1-2. Eravamo pronti anche a questo, però bisogna fare i complimenti all'avversario perché ha vinto senza rubare nulla, e sicuramente noi da domani lavoriamo in vista di questa finale di Coppa, dove abbiamo un trofeo da andare a conquistare, e poi ripenseremo alla pool dopo aver giocato la Coppa, perché finendo con l'ultima parte della tua domanda, adesso avremo finale di Coppa andata e ritorno, finito la Coppa avremo le semifinali della Pool Scudetto. Il primo tempo abbiamo iniziato bene e così volevamo iniziare anche il secondo, solo che penso che abbiamo dormito subito i primi 3-4 minuti, non siamo usciti con il piede giusto come abbiamo fatto nel primo tempo, per questo siamo andati sotto di 2 gol e dopo era duro recuperare, anche quando dopo abbiamo provato di tutto per recuperarla. Sicuramente ho le mie colpe, penso di aver calciato bene, forte, è stato bravo il portiere, sicuramente mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, però ricordiamoci che venivamo da un anno dove non avevamo mai perso, da un anno dove abbiamo fatto praticamente solo vittorie e 4 pareggi, da un anno dove abbiamo vinto un campionato non vinto, stravinto, quindi ricordiamoci tutte queste cose perché ogni tanto nel calcio si dimenticano. Sicuramente oggi abbiamo le nostre colpe, io le mie sicuramente, sia per il rigore sia per la prestazione, me le prendo. Però guardiamo avanti, siamo passati, abbiamo la finale di Coppa Italia, siamo in semifinale della Pool Scudetto, quindi testa alta e dobbiamo stare tranquilli. No, l'obiettivo era vincere il campionato, che abbiamo stravinto come ha detto Andrea, tutto il resto è un bonus per tutti noi. Adesso ovviamente che siamo lì vogliamo vincere anche questo, perché nessuno ha voglia di perdere, come si vedeva oggi abbiamo rosicato tutti, credo, dopo che abbiamo perso, ma ovviamente abbiamo vinto il campionato, siamo felici per questo. Adesso tutto che viene adesso è un bonus per ogni giocatore e per tutto il resto intorno a noi. Una vittoria per la Cavese che purtroppo insomma elimina l'imbattibilità di questo Trapani che durava da oltre 400 giorni, ma soprattutto un'imbattibilità all'interno di un campionato difficile come è stato quello della Serie D, che tra l'altro ha visto proprio domenica la sua conclusione con la vittoria del Siracusa per quanto riguarda i playoff. La mano di Antonini con questa sua pressione anche mentale credo che abbia un po' influito anche nell'atteggiamento da parte dei calciatori. Sì, io ti dico che lui è uno che pretende moltissimo, perché ci ho parlato personalmente, segue tutte le vicende in prima persona, lascia naturalmente autonomia di intenti alle persone che sceglie nei vari ruoli, ma segue tutto con grande attenzione. Quindi si sa che chi lavora con lui ha tutto, ma deve dare tutto, diversamente lui prende i provvedimenti che deve prendere. Ma dico, ci sta a perdere una partita in casa, che poi dico, un episodio assolutamente avrebbe potuto mantenere l'imbattibilità legata ad un episodio. Dico, io non farei una tragedia per quello che è accaduto, anche perché dico, forse chi è rimasta l'unica squadra che forse il Leverkusen, speriamo che lo perda adesso in la settimana prossima con l'Atalanta, in modo che possiamo festeggiare un po' tutta l'Italia. No, perché quello che dici un po' mi sorprende, e questa è una domanda che voglio fare a Filippo: quanto un presidente poi alla fine può incidere anche nella mentalità dell'allenatore? Cioè una pressione da parte della dirigenza può incidere anche su un equilibrio proprio dello stesso allenatore nei confronti della squadra? Se è una persona positiva come lo è il presidente, certo che ti può incidere, anche a livello proprio di entusiasmo, no? Sì. Ti trasmette quell'entusiasmo, ti trasmette quella voglia di lavorare sempre, perché alla fine se tu vedi che, tra virgolette, il tuo patron
è uno che lavora tutti i giorni H24 E che ti osserva. Esattamente, non puoi fare di meno. È Quindi vero, è vero. proprio l'idea sua, proprio il lavoro te lo porta come un'idea proprio di Trapani, no? Del Trapani. Quindi chi è nel Trapani ovviamente va a sposare non solo l'idea tattica, l'idea tecnica, ma pure proprio l'idea Un comportamento l'idea anche mentale, è esattamente. vero. Succede a Paternò, Mazzamuto, Strianese e Pannitteri hanno inciso anche dal punto di vista della determinazione nella vittoria di questa Coppa e soprattutto anche comunque in un campionato certamente all'avanguardia. Sì, il presidente non ha mai smesso di starci accanto, anche Pannitteri, ma i giornalieri eravamo io e Vittorio che eravamo sempre al campo, ogni giorno al campo, insieme al mister e ai giocatori, quindi il presidente sì, ci è stato vicino nei momenti più importanti per i giocatori che sono quelli mensili, quindi secondo me non ci ha fatto mai mancare nulla il presidente, non possiamo lamentarci del presidente. Prima della partenza per Firenze anche lui era determinato che questa Coppa l'avreste portata in Sicilia? Quella settimana è venuto ogni giorno, noi ce l'avevamo a Raganna, è venuto ogni giorno e anche lui secondo me lì stava cominciando a capire che era giustamente un evento importante, un evento che... Un'occasione veramente- imperdibile. un evento che poteva cambiare la storia anche del Paternò suo, quindi quella settimana ci è stato veramente vicino e ogni giorno ha parlato con la squadra, con noi, quindi sì, il presidente è stato determinante. D'altra parte, insomma, Poi è una l'anima persona per sportiva bene. del presidente Mazzamuto è risaputa e conosciutissima. questo. Voglio parlare di questo Siracusa, Siracusa che porta a casa una vittoria sofferta e devo dire che nel primo tempo l'LFA Reggio Calabria ha giocato un gran calcio, porta a casa una vittoria che permette di vincere i playoff. Filippo, adesso che cosa succede? Siracusa si aprirà questa benedetta Lega Pro oppure dovranno ancora sperare, soffrire? Intanto beh. rimane la soddisfazione di aver vinto E non i è playoff. poco, e non è poco. E poi ovviamente tutti speriamo che un'altra siciliana possa andare nei professionisti, anche se il discorso comunque delle seconde squadre, no? Nelle Sì, squadre di Serie A implicherà probabilmente implicherà una qualche posto, riduzione, sì. qualche riduzione, qualche posto alla fine fa parte del gioco. Se la Ti è Lega- piaciuto questo Siracusa di quest'anno? Prima Sì, nella sì. gestione di Gaspare Cacciola e poi quella di Spinelli? Sì, ma anche perché non ha cambiato mai atteggiamento, quindi sia nella parte dove c'era Gaspare sia nella parte di Fernando non ha mai cambiato atteggiamento. Questo vuol dire che comunque il lavoro già dall'inizio dell'anno è stato veramente un lavoro fatto per bene, no? Perché alla fine sai è facile, cambio allenatore, magari puoi avere qualche problemino, invece alla fine sai allenare un gruppo del genere dove magari avevano voglia di rivalsa, no? Perché questo Trapani quest'anno veramente non Ha macinato non ha lasciato tutti. nulla, quindi alla fine sai Nulla, è vero. crearsi un altro piccolo obiettivo e nell'obiettivo diciamo stagionale credo, non sono nel loro spogliatoio quindi non lo so, penso che sia stata proprio l'idea comune, no? In questa partita di playoff abbiamo visto un Siracusa probabilmente dal doppio volto. Primo tempo anche un po' troppo guardingo perché questo LFA Reggio Calabria insomma ha giocato bene, si muoveva benissimo in campo, ha messo in difficoltà la squadra. Poi nel secondo tempo si è un po' sciolto, aiutato dal pubblico, ha probabilmente poi alla fine credo anche meritato la Sì, vittoria. nei 90 minuti meritatissima ovviamente, però credo che, sai, secondo me più pressione aveva il Siracusa che la regina, diciamo, Sì. la regina nella gara di ieri, anche se comunque partendo in ritardo la regina però poi appena ha completato la squadra nei mesi successivi ha dimostrato Ha che comunque dimostrato. era una squadra forte. Però a livello di primo posto, secondo me, dall'inizio stagione il Trapani ha dimostrato sia con i fatti sia in campo che era la più forte di tutti. Quando riguarda il Siracusa, anche il presidente Alessandro Ricci con Montagno hanno fatto un grandissimo lavoro anche a livello mediatico. Io parlo con Emanuele e con Catania, che è un ex giocatore del Siracusa, Sì. neanche in Serie C tutto questo pubblico si vedeva. Quindi hanno portato un entusiasmo pazzesco. Vedo ogni giorno va il presidente dagli sponsor, va a fare manifestazioni, hanno anche inaugurato l'acqua, la birra del Siracusa, quindi il presidente Alessandro Ricci, Una svolta. a livello mediatico, a livello di pubblico, veramente al Siracusa non mi ricordo che c'era tutta questa È gente. vero, è vero, è Quindi vero. un applauso anche al presidente Ricci e Montagno che hanno fatto un grandissimo, hanno riacceso una piazza che a me Siracusa piace e poi Beh, ce sono l'hai anche un legato. po' nel cuore, è vero, è vero. Il ritorno in maniera forte di importanti città nel mondo del calcio dilettantistico professionistico, perché per esempio nel mondo del calcio dilettantistico la Nissa ha dimostrato che insomma portare quasi 5.000 persone allo stadio in eccellenza non è facile.
Prima di questa domanda volevo ricollegarmi a quello che diceva prima il mister, perché è doveroso. Io penso che un presidente dà quella spinta che Certo. a tutto l'ambiente, a tutta la società. Poi io personalmente gli mando un grande saluto, conosco personalmente il presidente Mazzamuto e ti dico che oltre a essere influente per tutta una serie di vicissitudini, ed essere una persona preparata, è una persona per bene. È vero. Quando io dico una persona per bene è una persona per bene. Conosco Quindi, Ivan anch'io da tantissimo tempo, quindi la passione e la sua e la serietà, serietà è stata eccetera. uno Quindi, dei per riferimenti quanto riguarda importanti. il Siracusa, io dico che, tra virgolette, ha avuto la sfortuna di avere l'annata del Trapani. Infatti Emanuele lo confermava. Diversamente noi avremmo avuto il Siracusa tra i professionisti. La speranza non si perde, ripeto, mi ricollego, sarò ripetitivo, l'ambiente siciliano è in grande crescita perché la Nissa è un'altra realtà. Io ci scommetterei per il prossimo anno perché la Nissa è un'altra che detterà legge o quantomeno proverà a farlo, e quindi il calcio è vivo, l'ambiente è vivo, stiamo superando, ecco, quelle che sono le vicissitudini, la riforma del lavoro sportivo, stiamo superando tutta una serie di difficoltà che avrebbero probabilmente messo in ginocchio altre regioni. Invece la caparbietà dei siciliani, la preparazione, quell'attitudine a rimanere uniti quando ci sono le difficoltà ci hanno fatto diventare più forti di prima. E Ecco. siamo contenti perché insomma città come Caltanissetta, Agrigento, la stessa Favara che potrebbe ritornare in Serie D, Paternò che ci ritorna dopo soltanto un anno, sono bacini dove il calcio è anche sociale. Assolutamente sì, ma noi, ripeto, dimentichiamo Catania che probabilmente, anzi spero che se la possa giocare, non dimentichiamo Messina dove con alti e bassi, però dico lì c'è una questione di difficoltà a livello organizzativo. Messina è una piazza molto molto difficile. Ma dico, il calcio sta cercando di ritornare un attimino ai vecchi fasti e il percorso è difficile, ma mi pare che siamo Ottimismo. sull'ottima. Ma dobbiamo essere Dobbiamo ottimisti. esserlo, Dobbiamo è essere ottimisti perché, come diceva prima il mister, e come dice per esempio sempre il presidente Morgana, lui odia circondarsi di pessimisti perché i pessimisti portano pessimismo. È così. È vero, La legge è vero. dell'attrazione. Non ce la facciamo, abbiamo difficoltà. E invece in questa maniera la positività... Ottimismo. È vero, è vero. Abbiamo parlato del Siracusa, guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. Il Siracusa supera il Reggio Calabria 2-1 nell'ultima gara della stagione e festeggia la vittoria dei playoff. È stata una partita complicata contro una squadra forte che ha pressato a tutto campo mettendo in difficoltà gli aretusei sostenuti da uno stadio pieno. Il Siracusa, in consueta tenuta azzurra, si rende insidioso con un calcio di punizione battuto da Russotto e deviato in angolo dal portiere Martinez. Al 22esimo arriva il vantaggio calabrese. La formazione di Spinelli sbaglia un disimpegno difensivo perdendo palla sulla tre quarti e dando la possibilità a Mungo di prendere la mira e di calciare con forza e potenza del limite dell'area. Palla in buca d'angolo e ospiti avanti di un gol. Al 40esimo il Siracusa trova il pari con Maggio che di testa spinge il pallone in porta dopo la respinta dell'estremo difensore Reggino sul precedente colpo di testa di Russotto. Poi vengono espulsi Esposito e Mungo per reciproche scorrettezze. La ripresa inizia 10 contro 10 e al 18esimo gli ospiti sfiorano il gol con un bel colpo di testa di Girasole sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla deviata in angolo da Lumia. Poi occasione per Bozzacco che in aria non riesce a dare forza al pallone propiziando la parata del portiere azzurro. La difesa di casa tiene, nel finale il Siracusa trova il gol della vittoria con Sarao che prende palla a centrocampo, si invola centralmente e solo davanti al portiere avversario deposita il pallone in fondo al sacco. Il Reggio Calabria prova a cercare il pari e l'ultima occasione capita a Sham che da buona posizione in aria spedisce fuori di poco. La compagine azzurra vince i playoff e spera di partecipare al prossimo campionato di Serie C.
Quest'annata è partita lontano dalla mia famiglia, che ho 2 bambine che saluto, Carol e Mari, e mia moglie Federica. È stata dura, lontano da loro, però loro mi hanno dato una forza insieme ai miei genitori per far sì che ho raggiunto un obiettivo, scusa, sono emozionato perché 22 gol sono veramente tantissimi. Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff che c'era all'inizio, lo staff alla fine, la società, voi, tutti veramente. Questo pubblico è un qualcosa di eccezionale, è un pubblico che veramente merita la Lega Pro. Peccato che non abbia vinto il campionato, ma spero che questa finale fa sì che il Siracusa viene ripescato in C e ringrazio il popolo di Siracusa, tutti. Siracusa dunque che va in vacanza anche questo girone I del campionato di Serie D. Voglio fare un giro con i miei ospiti e chiedere, per esempio, subito a Fabio, qual è stata secondo te la squadra rivelazione, escludendo il Trapani? Qual è la squadra in Serie D che ti ha particolarmente impressionato? Ma io penso al Siracusa, ma mi ha impressionato, ecco, se diciamo come rivelazione, no, io dico è stata una conferma, perché si sapeva che era nata per fare dei grandi risultati. A me è piaciuto moltissimo il Siracusa, mi piace in generale l'ambiente di Siracusa, io penso che meriti un eventuale ripescaggio. Sì, assolutamente sì, speriamo bene. Ma penso che ci siano anche le Incrociamo le dita. Ci sono le condizioni. Filippo, invece per te qual è la squadra siciliana in modo particolare che ti ha particolarmente impressionato? Il Ragusa. Fino all'ultima giornata ancora poteva, è vero, poteva ambire. Giovanni Ignoffo ha fatto un buon lavoro. Poteva arrivare nei playoff, io la sono stato 4 anni. Conosci bene l'ambiente. Che problemi, che ambiente, che ci possono essere durante una stagione, dico che alla fine veramente hanno fatto... Possono avere buttato le basi per una stagione importante la prossima? Lo spero per la città, lo spero per i tifosi, lo spero veramente anche per loro come dirigenti, perché stanno lavorando benissimo da tantissimi anni. È vero, quindi è vero. Alla fine, sai, sono arrivati quel passettino che gli manca, erano a un passo dai playoff. Una partita, hanno perso a Sant'Agata, e lì è stata quella che ha condannato esattamente, il quella progetto poteva essere la loro playoff. finale, però secondo me, sai, quest'anno molto continui, soprattutto in tutta la stagione. Sì, quella è la società che ti fa lavorare, nel miglior modo possibile. E tu la conosci bene. La conosco benissimo, quindi non hai altri, problemi extracalcistici, assolutamente. Devi solo concentrare a fare bene. Secondo me, se quest'anno è servito per mettere le basi, il prossimo anno chissà che cosa succederà. Emanuele, per te invece la squadra che ti ha particolarmente impressionato nel girone I, stiamo escludendo il Trapani? No, per me sono 2 siciliani, sono il Canicattì e la Ciriale. Il Canicattì, oltre ad avere un tecnico preparato, giocavano sempre fuori casa, campo neutro, quindi non è stato facile e hanno fatto un campionato importante. E poi la Ciriale, posso dire che il giorno di ritorno hanno fatto un grandissimo giorno di ritorno, grazie al mister Marra e a Catena Chiara, ha fatto un bel lavoro. Questa carta anche Zuppel che è stata un po' la rivelazione. Grazie al direttore che ha preso questo giocatore a gennaio, a dicembre, quindi ha fatto un giro di ritorno, ha fatto un sacco di cose, segnava quasi ogni domenica lui. È vero. Quindi posso dirti a Ciriale e Canicattì. A proposito di Canicattì, Fabio, è ormai nota la dichiarazione da parte della società che il comune non potrà gestire l'eventuale nuovo progetto del nuovo stadio. Tutto questo implicherà giustamente dei problemi anche nella prossima stagione. È un dramma soprattutto per una società importante come Canicattì non avere un proprio stadio, perché le partite si vincono soprattutto quando si gioca in casa. Sì, io penso che sia più che un dramma una grande difficoltà, perché dico, non conosco le dinamiche dell'amministrazione comunale di Canicattì, però dico, in questo momento tutte le altre amministrazioni si va un po' in controtendenza, perché si stanno prodigando per cercare di lavorare sugli impianti sportivi, sul credito fiduciario per quanto riguarda gli stadi. Stiamo riammodernando moltissimi campi di calcio. Io, per esempio, il mio luogo di origine, cioè le Madonie, dico, ormai Lascari ha il campo di calcio, Castelbuono ha il campo di calcio, Collesano ha il campo di calcio, te ne potrei dire tantissimi. Prima era un'utopia, quindi
città che vogliono fare bene, cittadini che vogliono fare bene, non possono avere di questi problemi, perché poi diventa un problema. Io quest'anno ho seguito per motivi personali il Messina da vicino e ti dico che una delle lamentele principali, e qui lo dico al tecnico, che aveva Modica era quello del campo di allenamento e si lamentava del fatto che non poteva provare quello che poi doveva sviluppare poi la terreni domenica. differenti. Esatto, Certo, delle dinamiche incidono queste quindi queste situazioni. cose vanno poi a disturbare quello che è un po' tutta la stagione. Quindi siccome è una piazza ambiziosa, io penso che dovranno al più presto risolvere questo problema. Speriamo, perché perdere Canicattì e perdere la Serie D ci dispiacerebbe tanto, no Filippo? Per esempio una piazza, come ha sottolineato bene anche Emanuele, che quest'anno ha fatto bene e probabilmente potrebbe anche pensare ad un progetto più importante. Anche perché guardando gli anni precedenti, per arrivare in Serie D, Ha 2 o 3 sofferto anni tantissimo. veramente hanno speso, hanno fatto sacrifici immensi. Io ricordo quando hanno vinto la finale contro il Marina di Ragusa, qui a Biancavilla di Coppa, c'erano ogni anno protagonisti fino a quando poi è stato l'anno giusto, quindi perdere tutto quello che hai conquistato col sudore fa male. È anche vero che per esempio la struttura classica di Canicattì è impensabile oggi in un calcio moderno 2024. Ma credo che forse non ti permettono nemmeno di giocare. No, non è omologato, a parte che chiaramente è riduttivo proprio negli spazi e nell'agibilità a tutti gli effetti, inconcepibile. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo anche della semifinale del girone B del campionato di eccellenza. Si è un po' allungato anche per colpa di questa coppa qui che state vedendo, ma ve la spiegheremo nei dettagli tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, seconda parte di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il consueto doppio appuntamento, il mercoledì sul canale 15 di 7 Gold, ma anche sul canale 19 di TVM Palermo, che poi comunque vi dà la possibilità di una seconda parte, sempre sul canale 19 di TVM Palermo, il giovedì a partire dalle ore 22. Questa seconda parte della nostra trasmissione è dedicata quasi interamente al campionato di eccellenza, perché proprio domenica, per colpa di questa coppa, è stato riscritto il discorso dei playoff proprio del girone B. Filippo, è stata tutta colpa vostra, perché voi, vincendo questa coppa bellissima, siete stati esclusi giustamente dai playoff e avete dato praticamente modo alla Ionica di rientrare in corsa, giocarsi questa semifinale con il Milazzo, vinta dalla squadra messinese del Milazzo, e adesso ci sarà questa finalissima contro il Modica, che tu conosci bene. Che partita sarà quella di domenica? Allora, il Milazzo in questo momento, come il Modica, nelle ultime giornate hanno dimostrato veramente hanno cambiato trend completamente. Sia il Modica ha fatto vedere risultati sia per atteggiamento fisico, per atteggiamento tecnico, ha recuperato i playoff quasi in maniera insperata. Erano 14 punti da noi ovviamente, sai, anche il discorso Coppa certo, ci ha un po' portato magari a pensare un po' più il mercoledì che
che alla domenica loro hanno recuperato dei punti dove alla fine i playoff se li sono guadagnati Certo, sul campo. sul campo. Il Milazzo ieri ha dimostrato comunque contro lo Ionica di essere una squadra per questa categoria forte, una squadra proprio di categoria, la classica squadra di categoria, dura da affrontare, secondo me sarà una bella partita. Non mi dai un pronostico? Non mi sento di darti un pronostico, forse un poco in più il Modica perché essendo comunque in casa col pubblico e adesso si è creato pure entusiasmo in città, si è creato anche quando abbiamo giocato noi in Modica in campionato, già abbiamo visto la differenza tra quando abbiamo giocato in Coppa e quando abbiamo giocato in campionato, quindi credo che alla fine forse un poco in più il Modica, dai. Vediamo se riesco a strappare un pronostico ad Emanuele. Emanuele, secondo te come andrà a finire questa partita? Tenendo presente che effettivamente questo Milazzo è in palla mentre il Modica è fermo quasi da un mesetto. Diciamo che sarà una partita strana perché il Modica da quasi 3 settimane che non gioca, il Milazzo invece ha giocato ieri, ha fatto 90 minuti anche abbastanza duri perché lo Ionica, per battere lo Ionica penso che ha fatto una partita importante, una partita di corsa, che quelle della Ionica corrono tanto. Quindi secondo me a livello di fisico il Milazzo come partita è più pronta. Però il Modica ha i giocatori, parliamoci chiaro, ha giocatori di un'altra categoria perché all'inizio è stata costruita per vincere il campionato, anzi per stravincere il campionato, perché l'hanno dichiarato all'inizio che volevano vincere il campionato, quindi hanno giocatori importanti, hanno giocatori che debbono vincere. Quindi secondo me il peso è più per il Modica, dico la verità. Però il Milazzo, come diceva il mister, sì, sono molto duri, è una squadra veramente di categoria, gente che lotta o su ogni pallone, sapevano dura, però secondo me il Modica alla fine la spunterà. L'altra semifinale per quanto riguarda il discorso ripescaggio e quindi in prospettiva playoff nazionali vedrà di scena la partita tra il Pro Favara ed il Pompei. Attenzione perché questo Pompei è anche lui un osso duro, anche il Pro Favara non incontrerà una partita facile domenica prossima. Io ho seguito il Pompei perché non sapevamo con chi giocava. Quindi gli ultimi 2 mesi l'ho seguito perché prima che all'inizio lo seguivo perché era il figlio di Maradona che l'allenava, poi hanno fatto un grandissimo giorno di ritorno, erano anche i primi, poi hanno perso il campionato, hanno perso uno scontro diretto e hanno perso il campionato, sono arrivati secondi. Ho visto domenica la partita contro il Nola e ti posso dire che è una grandissima squadra, giocatori importanti veramente. Quindi anche il Pro Favara incontrerà qualche leggera difficoltà. Secondo me sì, secondo me il Favara se la vedrà brutta, l'unica cosa è che all'andata vai a Pompei, ritorno a Favara, quindi a livello di ambiente può essere che all'andata l'importante è insomma fare una bella partita a Pompei, magari strappare un pareggio. È anche vero che però le squadre campane sono sempre quelle più pericolose, Sì. È meglio non averle negli scontri. Nel Molise secondo me per noi, nel girone B secondo me è un po' più... È vero. Fabio, è vero il discorso che insomma incontrare le campane è meglio evitarle. È un altro movimento dove, ricollegandoci a prima, io quest'anno ho avuto il piacere e l'onore di seguire il calcio a 5 e nell'ambiente dei settori giovanili nel torneo delle regioni, quando si incontra la Campania e quando si incontra la Lombardia non è mai bello. Non è mai bello, si rischia sempre. Sono dei bacini importanti dove il calcio è sentito come in Sicilia e quindi sono sempre squadre ben attrezzate dove c'è fisicità, temperamento e quindi sono sempre delle partite dure da affrontare. Sì. Voglio fare un passo indietro, ho chiesto il pronostico agli altri 2 ospiti, lo voglio chiedere anche a te, come andrà a finire secondo te Modica-Milazzo? Ma io penso che queste sono partite difficili da interpretare perché sono entrambe... Modica che gioca con 2 risultati su 3. Hanno delle fortissime motivazioni entrambe, però anche io vedo un po' più avvantaggiato il Modica in questo momento, poi magari può succedere. Queste sono partite destinate a risolversi anche con degli episodi molte volte perché c'è anche il tasso tecnico viene azzerato in queste partite. Chi vince questa partita giocherà contro l'Aurora Alto Casertano, un'altra squadra campana, Filippo, quindi come vedi insomma questa campagna è infinita. Sì, fa parte però forse del Molise, però è Caserta. È Caserta. Noi Caserta. l'abbiamo seguita questa squadra perché poteva essere una squadra dove potevi andarla a prendere nelle fasi nazionali
nazionali, perché se non sbaglio ha vinto la Coppa. Sì, ha vinto la Coppa. Ha vinto la Coppa, quindi qualche immagine, qualche cosina ce l'abbiamo. Quindi, insomma, ed era una squadra arcigna probabilmente. Sì, una buona squadra. Insomma, anche questa partita sarà certamente molto impegnativa, ma prima c'è lo scoglio di questa finale che si giocherà proprio domenica in casa del Modica, ed il Milazzo sulla carta, abbiamo sentito, se la giocherà, anche perché credo abbia le qualità e la quantità all'interno della rosa per giocare una bella partita contro la squadra di Alessandro Settineri. Voglio ritornare a parlare proprio del Milazzo, che batte in casa domenica appunto la Ionica 2-1 e acquista il diritto di giocarsi questa bellissima finale domenica prossima. Guardiamoci il servizio. Al termine di una combattuta semifinale playoff di eccellenza, il Milazzo fa festa al Marco Salmeri, batte 2-1 la Ionica e vola alla finale del girone B, dove affronterà il Modica. I rossoblù, con una prova di carattere, specialmente nel primo tempo, piegano la resistenza dei giallorossi e alla fine possono gioire con i propri tifosi accorsi in massa sulle tribune dell'impianto mamertino. Il Milazzo parte forte dopo la botta di Scolaro sull'invito smarcante di Isgro, che Pontet disinnesca in angolo. I rossoblù passano dal corner successivo quando Tim Lopez gira in rete di testa il cross di Gatto, facendo esplodere di gioia i tifosi rossoblù e firmando così il suo quarto sigillo stagionale. La Ionica non ha il tempo di reagire, che 5 minuti dopo i mamertini raddoppiano con la spada. Lesto a cogliere di sorpresa la difesa giallo-rossa e col destro mettere alle spalle di Pontet, facendo così Milazzo 2, Ionica 0, e per il classe 2001 si tratta della 16ª rete stagionale. La Ionica comunque non ci sta e in 3 occasioni sfiora la rete, prima con il tiro cross di Zacco che Dama salva nei pressi della linea di porta, poi con De Leon il cui sinistro si perde alto sulla traversa, ed infine con Morello il cui destro dal limite non c'entra la porta per questioni di centimetri. Nel finale di frazione però il Milazzo torna a spingere, al 31esimo Tim Lopez impatta bene il servizio di Isgro trovando la decisiva deviazione di Savoca, mentre al 47esimo la zuccata di Presti è respinta da Pontet, ma nella ripresa dopo il piazzato di De Leon che sfiora la traversa, i giallorossi riaprono la sfida al minuto 64 quando Dos Santos raccoglie il tiro cross di De Jesus e col sinistro indirizza alle spalle di Quartarone il pallone dell'1-2 che gli vale come secondo sigillo stagionale. Il Milazzo comunque non si scompone e gestisce senza particolari patemi fino alla fine, e al minuto 91 si fa vedere con la botta di Bucolo che non c'entra il bersaglio grosso. Poi dopo 7 minuti di recupero concessi da Abba di Caltanissetta può scoppiare la festa in campo e sugli spalti. Il Milazzo vola alla finale del girone contro il Modica, in programma domenica 26 maggio al Vincenzo Barone di Modica, dove i rossoblù saranno costretti a vincere per staccare il pass verso le fasi nazionali. Per la Ionica rimane comunque una stagione sopra le righe. Siamo dunque tutti in attesa di conoscere chi affronterà la squadra casertana. Tutto questo lo potremo conoscere chiaramente soltanto domenica sera, dopo lo scontro tra Milazzo e appunto il Modica, che comunque parte con 2 risultati su 3 perché giocherà in casa e perché ha certamente il migliore piazzamento nella stagione regolare. Siamo nella parte finale della nostra trasmissione, un giro ancora con i nostri ospiti che oggi ci hanno deliziato con la loro presenza, soprattutto perché poi ci hanno portato questa coppa. Parlo chiaramente soprattutto degli amici di Paternò, una coppa nazionale pesantissima. Parte da là la nuova stagione del Paternò, Filippo? Intanto si ferma qua. Intanto si ferma qua, certo. Questa stagione. Poi... Ma partirà da qua? Vediamo, la nuova. Vediamo. Intanto già che si è fermato con la coppa, si è fermato nel miglior modo possibile. E tu che farai? Io Bella domanda fatta adesso, soprattutto. No, ancora non... Va al male. Quello sicuro, perché l'anno scorso tra play-out e nuova stagione non è stato possibile andarci. Cosa ti porti dopo questa stagione nella tua bella valigia dei ricordi? Sicuramente altre 2 coppe certo, che non fanno mai male. Non fanno mai male. E poi veramente aver condiviso emozioni con persone splendide, qua il direttore Sirenese, tutta la società, anche i giocatori, perché comunque tanti giocatori da tanti anni
lavoriamo e capita veramente di vincere insieme, quindi sai, vincere sempre poi è bello. Se magari un giocatore te lo ritrovi per tanti anni vuol dire che quel giocatore comunque vale, prima ha fiducia anche in te. Prima come uomo e poi come calciatore, perché l'uomo te lo ritrovi sempre, il calciatore te lo ritrovi, si dice solo la domenica, no? L'ultima battuta: in una stagione lunga come è stata quella in campionato e soprattutto anche di Coppa, però c'è stato un momento in cui ti sei ritrovato solo con te stesso e hai pensato che quella cosa forse andava fatta in una maniera anziché in un'altra? Allora, diciamo che il gruppo che abbiamo creato era un gruppo veramente che io mi fidavo al 100%, fino adesso farei veramente tutte le scelte uguali, proprio tutte, dal primo all'ultimo. Ovviamente, sai, l'inizio di campionato non è stato bellissimo. È perché vero. la prima sconfitta in casa, fuori casa a Gela. Si parlava già di una crisi vera e propria. Il pareggio la seconda giornata in casa con la Nebros al 98esimo, quindi sai, una piazza come Paternò, delusa dalla retrocessione dell'anno prima, potevi incappare veramente in fine della stagione in 2 o 3 giornate, no? Sì. Però vuol dire comunque che c'è stato veramente un gran lavoro da parte di tutti, della società, perché ricompattare non è mai facile. Riorganizzare veramente in queste categorie è difficilissimo. Partire è facilissimo, possiamo partire tutti in queste categorie. È vero. Però alla prima difficoltà, secondo me, poi sta la bravura. È lì che si cementa poi un progetto. Là sta la bravura, perché le cose vanno male, è facile rompere tutto, no? Invece da ricompattare, riorganizzarsi, ristringersi, per come si fa nei primi giorni di ritiro, quando tutto sembra bello, quella è stata veramente, secondo me, la chiave, no? Io mi ricordo che sono venuto a trovarti in ritiro e mi ricordo appunto in una calda giornata di Ragalna, sotto un sole pazzesco, sei riuscito già dalle prime battute a dare il tuo dettame tattico e poi alla fine ti sei portato a casa questa bella coppa e quindi una bella soddisfazione. Complimenti ancora. Grazie. Filippo. Invece Emanuele, che cosa succederà adesso? Questa coppa ti appartiene, sei stato uno dei responsabili dell'area tecnica, quindi hai costruito insieme a Vittorio Strianese questo bel giocattolo di questo Paternò, che credo, non voglio mancare di rispetto al mister, con qualche piccolo ennesimo inserimento può dire anche la sua in un difficile campionato di Serie D che la prossima stagione vedrà ai nastri di partenza 13-14 squadre siciliane. Ma ancora col presidente ripeto, fino a questa settimana abbiamo festeggiato, quindi non ci siamo seduti con Vittorio, anche con il mister, per decidere il nostro futuro. Solo il presidente lo sa cosa vuole fare, quindi aspettiamo la sua telefonata, ci sediamo e poi decideremo insieme cosa fare. Secondo me una buona parte può rimanere lì a Paternò, sia come under e sia come c'è uno zoccolo duro forte. Come over. Ricordiamo che abbiamo un portiere, secondo me, uno dei più forti della categoria e anche in Serie D. Abbiamo dei giocatori che possono fare questa categoria senza nulla togliere altri giocatori, però secondo me Paternò merita qualcosa in più rispetto ad altre piazze, quindi spero che il presidente non faccia gli stessi errori degli anni passati di costruire subito la squadra in Serie D per affrontare un campionato duro come la Serie D. La domanda l'ho già fatta anche a Filippo, ma la faccio anche a te. Che ti porti nella tua scatola dei ricordi da questa stagione bellissima con il Paternò? Ma io mi ricordo... A parte il momento della consegna della medaglia che è stata emozionante. Mi ricordo tutto il primo giorno, abbiamo lavorato da luglio insieme al Vittorio, insieme al mister a costruire la squadra e non è facile, quando dico sempre al mister, in questa categoria non è facile solo costruire la squadra, è gestire la squadra, che è ancora più difficile. A livello gestionale dei giocatori, se non sei gente che hai fatto questa categoria, ti possono anche mangiare, come si vuol dire. È vero. Quindi a livello gestionale è più difficile che fare il direttore in questa categoria, è facile. Come i giocatori grossi. E invece poi devi gestire tutto a livello il gruppo. gestionale, credimi che Vittorio insieme al mister abbiamo fatto un grossissimo lavoro. Quindi ti porti a casa questa esperienza di grande umanità. E per me è la prima vittoria, perché io da 8 anni che faccio il direttore in questa categoria non avevo vinto niente. Quindi per me lui già avevo vinto il mister e mi aveva promesso a luglio: ci stai tranquillo che quest'anno ti faccio vincere anche a te. Quindi, ha mantenuto la promessa, perché insomma la Coppa l'ha portata. È stato di parole il mister, avanza una cena, quindi vedeva una cena. Non offrirà mai, perché già due è vero, è vero. C'era anche una promessa che insomma hai fatto a me personalmente, mi ricordo, ho detto guarda, nella regionale abbiamo fatta. Sì,
Sì, se vinco la Coppa Nazionale, promesso, la Coppa Nazionale la porto io in studio e io Promessa su questo mantenuta, ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tantissimo. Voglio chiudere con Fabio, stringere questa Coppa è una grandissima emozione, quindi immagina quelli che l'hanno vinta in campo e qui abbiamo due protagonisti. Sì. È un bel segnale anche per i ragazzi. Per il nostro movimento è un segnale importantissimo, è uno degli obiettivi che ci inorgoglisce, che ci fa comprendere che possiamo giocarcela con chiunque ed è il simbolo del lavoro svolto dalle nostre società e anche dal movimento della Lega Nazionale Dilettanti Siciliana, che ha fatto un ottimo lavoro, perché il nostro è un calcio in salute. Avevamo detto all'inizio che avevamo 2 gironi di eccellenza importanti, l'abbiamo dimostrato. Il presidente Morgana ha lavorato moltissimo per evitare alcune scene che accadevano in passato, dove molte squadre iniziavano e poi non terminavano. Finalmente devo dire che quest'anno non è successo nulla. È vero. E falsavano poi i risultati finali, quindi questo era un problema importante perché si spendono fior di soldini in queste categorie. L'eccellenza è la Serie A siciliana e quindi vincerla non è mai facile e andare avanti anche in Coppa non è mai facile, quindi insomma è il simbolo dell'ottimo lavoro svolto dalla Lega e siamo orgogliosi di questo risultato che ha portato ma in tutto Sicilia. Il movimento calcistico è orgoglioso di questa bella vittoria. È in ottima salute e Paternò fa parte di questo orgoglio di questa stagione. E aspettiamo Trapani, meravigliosa. E aspettiamo Trapani anche per fare il terzetto. Fa parte di questo orgoglio che questa stagione ci ha dato. È vero. Dopo il Catania, dopo il Paternò, aspettiamo gli amici di Trapani, ma soprattutto l'amico Alfio Torrisi, che può così coronare una stagione veramente da incorniciare con la vittoria record di punti in Serie D, ancora in corsa nella pool scudetto, ma soprattutto con la finale di Coppa Italia che giocherà a giorni. Si starà toccando oggi. Conoscendo Alfio sicuramente. Spegna il televisore. È vero. Grazie ai miei ospiti, sono stato molto contento di ospitare la Coppa, ma soprattutto i protagonisti di quella bella vittoria in terra fiorentina. Sono stato contento anche di ospitare Fabio Capuana della Federazione Italiana Gioco Calcio. Noi chiudiamo qui la nostra puntata, vi ricordo che domani ci rivedremo sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo con la seconda parte della nostra trasmissione, che sarà principalmente dedicata al campionato di promozione con la finale di Coppa Italia, ma parleremo anche di prima categoria. Appuntamento a domani.